God Save the Wine, la mia serata preferita è quella rock e siamo alla Rock Café Firenze, la serata in assoluto che preferisco durante l'anno e la divido con chi coltiva questa passione del rock e anche del vino. Quindi insomma Chianti Rock ha aspettato anche troppo a venire a questo festival. Domenico, cosa ci fa il tuo vino qua dentro? Ma ci fa perché lo sviluppo nel mondo della musica e del rock and roll e l'attinenza in pieno del progetto, perché comunque il progetto Chianti Rock nasce per essere sviluppato dove c'è musica e cultura. La cosa mi è piaciuta, la vostra proposta è stata interessante, l'ho accettata e quindi sono contento di Perché essere. il Chianti è rock? Perché insomma non tutti i vini sono rock, diciamocelo. Ma il Chianti Rock in particolare è questo perché comunque è il Sangiovese in purezza, quindi Sangiovese è un vitigno estremamente austero, nel senso che coltivarlo non è facile, vinificarlo lo stesso, quindi è un po' spigoloso, quindi un po' va addomesticato in una certa maniera, quindi in qualche maniera ha un suo carattere di per sé. Poi il progetto Chianti Rock nasce per tanti motivi. Dove siamo? La fattoria dove lo... Le vigne sono a Vinci. Terra di geni, di intuizioni particolari. Raccontaci questo Case of Rock, queste... Nasce in seconda battuta perché il progetto richiedeva qualcosa di particolare ed è stata realizzata con successo perché comunque il messaggio è arrivato, prodotto unico, di eccellenza, di prima qualità, sia come prodotto vino, grafica di Francori e poi anche l'imballo, sempre azienda, tutto made in Italy. Quindi. Beh, il vino è polposo, fresco, vivace, tannino rock, aggressivo ma non troppo, è sempre un vino che si lascia bere con piacere, come un grande concerto. Grazie Domenico. Poi, buona serata. Yeah.